Buongiorno, ben ritrovati, nuovo appuntamento con 7 in punto. Questa mattina parliamo di musica perché sapete l'estate del nord-est, non solo l'estate, anche tutto il resto dell'anno, ma in particolare durante l'estate anche per la magnifica cornice di tanti luoghi in cui si svolgono le manifestazioni musicali, insomma è un'esperienza diversa da quella che viviamo magari nel resto dell'anno. Oggi parliamo di uno degli eventi più significativi per il nord-est durante l'estate, parliamo di folk. Una parola che indica un festival del folk e lo facciamo con il suo direttore artistico Andrea Del Favero, che andiamo a ringraziare e a salutare. Buongiorno a te Andrea. Buongiorno a voi. Grazie di essere con noi. Senti, Folkest è una manifestazione che è conosciutissima o non la conosce nessuno. Diciamo da che presupposti parte il folk? Insomma, per quelli della nostra generazione folk una volta voleva forse dire l'orchestra Casadei, magari limitando molto la visuale, sapendo che esistevano delle espressioni, soprattutto in ambito anglosassone, come dei nomi tipo Still Ice Pen o Fairport Convention, che una volta davano un risalto alla musica folk, rendendola di caratura internazionale. Questo Folkest è stata cosa? Una scommessa? Ma sì, allora, chiaramente una scommessa perché eravamo giovanissimi quando siamo partiti, siamo alla 41esima edizione, quindi sono 40 anni veri di festa. Nel 1979 in Friuli uscivamo dal terremoto che era stato devastante per le case ma anche per la vita sociale e c'era voglia di radici, voglia di riscoprire le nostre radici, ma al tempo stesso eravamo giovani studenti universitari, avevamo un'apertura davvero europea in quel momento e quindi l'idea nostra era stata quella di confrontarci con le altre realtà delle minoranze etniche. Il Friuli Venezia Giulia è una terra di minoranze, siamo in 5-6 diverse entità etniche, dai friulani ai veneti, ai giuliani, ai tedeschi, ai resiani, c'è un po' di tutto, solo di minoranze tedesche ne abbiamo 3 diverse, e quindi no, poi sono i saurani, con quelli di Timau, sono quelli della Val Canale, che sono estremamente diverse tra di loro, no? Perché sono separate anche, no? Sono i Nadini centrali di Erto, c'è un po' di tutto. No? Allora, partendo da questa ricchezza del nostro territorio, abbiamo detto, ma oltre a confrontarci tra di noi, che è già interessante, sì, come idea, andiamo a confrontarci con l'Europa, andiamo a confrontarci con le altre aree di resistenza alla globalizzazione, no? Già allora c'era in nuce quest'idea così proprio di come queste piccole patrie in qualche modo, non vissute come chiusura ma come apertura, potessero essere proprio dei nuclei di resistenza alla massificazione culturale che allora era rappresentata dalla cultura americana, adesso è da questo yogurt che ci sta girando intorno, che è abbastanza preoccupante, devo dire. E il bello di questo è che si sono creati subito tantissimi contatti con l'Irlanda, con la Catalogna, con la Galizia, con la Scozia, con la Bretagna, e anche perché c'erano personaggi, oltre a questi inglesi che avevi citato prima, c'era Alan Stivell, ce n'erano, poi pian piano sono cresciuti Evia, Carlos Núñez, gli scozzesi poi, no? Dalla Battlefield Band ai Caperchilli, tutti questi che a varie ondate sono venuti nel nostro festival, si sono confrontati anche con i musicisti della nostra regione, con i musicisti italiani, stavano nascendo un sacco di iniziative importanti, non c'era più solo la nuova compagnia di canto popolare a rappresentare l'Italia all'estero, ma 1000 altri musicisti, 1000 altre esperienze, e poi è arrivata a un certo punto la grande ondata della musica dell'est che ci ha travolti letteralmente dall'Ungheria alla Romania, poi in tempi più recenti ancora l'ondata balcanica, no? Quindi insomma tutte queste cose si sono mescolate nel nostro festival, creando un crogiolo di influenze varie, ma soprattutto di stimoli. Vari gruppi sono nati proprio, nuove collaborazioni sono nate all'interno del festival. Questo è il bello di un festival, questa funzione dovrebbe fare, credo.
Senti Andrea, consentici di fare una precisazione. Nell'introdurre questa puntata abbiamo citato il folk, il liscio romagnolo, che è comunque espressione di una terra, anzi è un'identità molto ben riconosciuta anche di una terra come la Romagna. Ci scusiamo, non voleva avere nessun carattere di dileggio, ma abbiamo tante altre espressioni, per esempio la tradizione corsa che incontra quella sarda attraverso un musicista jazz come Paolo Fresu, cioè il tempo ha anche avvicinato tanti modi di fare musica e tante culture. Questo è bellissimo, crediamo. Poi immaginiamo anche nel sud Italia, nel centro Italia, quante tradizioni ci siano. Però voi appunto siete riusciti a dare un carattere di internazionalità e in tempi non sospetti. Scusaci Andrea, ci viene da sorridere, e non lo facciamo anche qui senza offendere nessuno, quando sentiamo, soprattutto in questi ultimi anni, dei proclami politici che magari inneggiano a determinate terre per il discorso dell'indipendenza e dell'autonomia. Cioè c'è una profondità di radici che va nella musica, va nella cultura, nella storia, nella tradizione, che insomma forse sono qualcosa che è al di là di un semplice slogan politico. Vabbè, ma aperta e chiusa parentesi, non è il discorso che vogliamo affrontare noi, o in qualche modo lo vogliamo affrontare dicendo che voi avete varcato tutti i confini, sia quello, chiamiamolo ideologico, non solo quello territoriale, e anche quello della musica nel suo insieme. Sì, sicuramente. Questo discorso però, dal punto di vista politico-culturale o cultural-politico, è un terreno minato, ma sarebbe interessante puntualizzare alcune cose che sono divertenti, perché noi parliamo di musica celtica, per esempio, perché il riferimento chiaramente era quello, e noi dei Celti non sappiamo niente in realtà. Sappiamo molto poco. Parliamo di arpa celtica, ma quella è un'arpa medievale, alto medievale, quella di Brian Boru è un'arpa alto medievale, ma non solo, l'arpa è uno strumento dell'area mediterranea. Le cornamuse nei paesi cosiddetti celtici le hanno portate i romani, le ha portate l'esercito romano, che marciava con le cornamuse e le buccine davanti per impressionare i nemici. E sono strumenti dell'area mediterranea. Ma in tempi, e questo in tempi più lontani, in tempi più recenti, il violino celtico. Ora, il violino è per definizione uno strumento italiano, punto, sì. Inventato in Italia. Prima c'erano le fidule, ma il violino, in quanto tale, Gasparo da Salò, fino a prova contraria, è storicamente identificato come l'inventore bresciano. L'inventore, lo si può vedere tra l'altro al museo del Castello Sforzesco, c'è lì questo bel violino. Il museo di Gasparo da Salò, è lì. Ed è interessante questa cosa. Nei paesi, per esempio in Irlanda, il violino come è arrivato? Non ci sono notizie precise, ma c'è un dato storico, documentale, che è il manuale di violino scritto da Geminiani, compositore di Lucca, nel 1728, credo, se non mi ricordo la data, tra il 1820 e il 1840, in quegli anni lì, quindi in tempi abbastanza recenti. E quindi gli irlandesi da lì hanno imparato a suonare il violino. Mamma mia, cioè, pensa, tornando alle radici, quante cose si scoprono. Insomma. Sono delle cose affascinanti, sì. Sono delle cose affascinanti perché poi, come si chiama la danza più conosciuta irlandese? La jig. Sì, ma non è altro che la giga rinascimentale italiana. È vero, questo è molto interessante. Sono carine queste... Bisognerebbe fare delle riflessioni, perché una cosa è un immaginario collettivo, un'altra cosa sono le radici storiche e culturali di riferimento. Andrea, e noi approfittiamo delle tue radici, che sono un po' friulane, un po' cadorine, dopo avremo modo di parlarne, per il fatto che, a proposito della materia di cui sono fatti gli strumenti, proprio di recente si è conclusa una bellissima manifestazione, si chiamava Risonanze, proprio in quella Val Canale di cui tu parlavi, a Malborghetto, dove orgogliosamente gli organizzatori hanno detto: non c'è uno strumento di un'orchestra al mondo che non sia prodotto col legno della Val Canale. Sì, sono i due nuclei italiani, no? C'è la Val di Fiemme, c'è la Val Canale. Val di Fiemme è stata molto più conosciuta, hanno fatto un ottimo marketing negli anni. Sì. La Val Canale, ma anche perché quelle erano foreste demaniali in gran parte, anche qui sai sono quelle storie un po' così, in realtà erano proprietà dei principi vescovi di Klagenfurt, e l'Italia tout court dopo il 1918,
se le accaparrate e se le fatte proprie, no? E sono diventate demaniali, in realtà erano dei vescovi di Clermont. Boh, un po' sai, non sono poverini quelli, no. quindi non gli abbiamo rubato niente, no? No. Considerate quanta povera gente forse ha sputato sangue per loro nei secoli, e quindi sicuramente insomma, sono rimaste lì, essendo demaniali, non toccate, intonse, no? Poi c'era Morassi, che è questo grande liutaio e venditore di legni a Cremona, che è di lì, è di Moggio, e aveva dei terreni lì, ha acquistato dei terreni lì, ha cominciato a commerciare questi legni, a farli conoscere veramente, dicendogli guardate che è di qualità superiore anche a quello di Fiemme. Il terzo punto in Europa è la Slavonia, sì, è vero. dove ci si procurano i legni, che è, diciamo, la terza scelta. Quindi ha un costo inferiore anche tutto. Questa cosa dei legni di risonanza è affascinante, no? Sai, raccontavano i vecchi che tu devi tagliare i legni quando gli alberi cantano. Ci sono dei giorni precisi, tra il 10 e il 15 di marzo, dove gli alberi cantano. Vuol dire che quando li butti, li tagliano, no? C'erano i Menaus che li trascinavano, li facevano correre lungo il bosco, precipitare nell'acqua perché c'era la rosta che veniva fatta, si riempiva d'acqua, buttavano i legni lì, poi si apriva la rosta e andava giù fino a valle sotto. Lo sistema molto semplice, sì, e poco costoso di trasporto, ma quando dal bosco li buttavano giù fino all'acqua, all'invaso della rosta, sentivi questi legni che facevano bang 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 bang, ed erano quelli che abete rosso maschio, che è quello da cui si ricava proprio il legno di risonanza per fare i violini. Fazioli usa questi legni per fare i suoi straordinari pianoforti. Sì. Sì, purtroppo Andrea dobbiamo dire che nel 2018 c'è voluta la tempesta Vaia per fare questo tipo di lavoro, no? Per rimpiazzare purtroppo chi questo lavoro lo faceva manualmente. Per parlarne diffusamente anche, no? Infatti. Andrea, scusaci, sai, staremo qui ad ascoltare tutto quello che ci racconti per giorni, purtroppo il tempo televisivo è un po' tiranno. Andiamo, diciamo, relativamente alle informazioni di servizio. Folkest 2019 è cominciato dal 20 di giugno, non se ne andiamo errati, sì, per cui è tuttora in corso. Avevamo fatto un'anteprima però a Spilimbergo il 16 per la presentazione del nuovo disco delle Orme, che è stato un omaggio che abbiamo fatto. Sì, è stata carina questa cosa, è stata teatro strapieno, loro dolcissimi come sempre. Mamma mia, ancora come riescono a catturare l'attenzione. Sì, sicuramente è stato un bel momento proprio. Andrea, allora, specifichiamo, è una manifestazione che si protrae parecchio a lungo nel corso dell'estate, no? Noi andiamo fino al 9 di luglio, con tutta la programmazione, 4 giorni conclusivi a Spilimbergo dove succede un po' di tutto, presentazione di libri anche, racconti, c'è questo bellissimo filmato dell'Istituto Luce sulla ricerca di Lomas e Carpitella negli anni 50, con filmati anche inediti di quegli anni, cose straordinarie. C'è il professor Franco Zanini del sincrotrone che viene a raccontarci questa incredibile ricerca che lui ha fatto, ha condotto sulle vernici di Stradivari, sul flauto di Neanderthal di Tolmino, e sono andati a capire come interagisce la materia rispetto al suono, una cosa spaziale, no? Veramente. E ci racconterà come ha fatto e a che risultati è arrivato proprio durante il nostro festival. Quindi c'è un po' tutto, ci sono gli spettacoli, ci sono questi momenti di approfondimento e di ricchezza, di arricchimento culturale. Il 9 al Castello di Udine ci sarà Shapiro con Maurizio Vandelli, che insomma è un colpo al cuore per tanti appassionati di musica. Poi andremo a Capodistria, il 16 con Mef, che è il principale autore di canzoni in sloveno e viene dall'Istria, e poi avremo il 19 Irdorat, che sono un gruppo di fantasy e folk metal dalla Bielorussia, straordinari. Folk metal? Folk metal è una branca dove la qualità tecnica musicale è altissima veramente, mescolano ghironde e cornamuse con una band di metal dietro, ed è bellissimo, cioè proprio senti il calore di questi ragazzi, di questa voglia di fare. Strade nuove, come a suo tempo Felpo Confession, Stile Espen, Alan Stivella hanno mescolato il folk con il rock, questi lo mescolano con il metal, che è un po' la musica di oggi, il rock di oggi.
Ci sarà la PFM, chiaramente dopo il tour trionfale su De André tornano a fare il loro spettacolo The Very Best, quindi non sappiamo cosa suoneranno perché hanno 500 canzoni in repertorio. Questi ragazzini. Pescano, questi ragazzini. E poi anche andremo al 22 di luglio con Lorina McKennitt al Castello di Udine, la Rossa canadese, con queste sue arpe, violoncelli, pianoforte, la sua sezione ritmica dietro, e sarà uno spettacolo sicuramente bellissimo perché lei costruisce sempre degli spettacoli di grande fascino. E poi dopo, posso dirlo subito o lo volevi annunciare? No, no, certo, c'è questo riconoscimento che Folkest assegna, no, ai grandi personaggi della musica, lo possiamo dire. Quest'anno sì, quest'anno va ad Alberto Fortis, che è un artista non necessariamente contro, diverso. Uno che ha fatto una strada parallela, è stato lontano dal mainstream, dai prodotti saponetta, è uno che ha sempre fatto la sua musica e detto le cose che voleva dire quando le voleva dire, senza mandarle a dire. Sì, ecco, senza mandare, che non è facile soprattutto, insomma, trovare un artista che si metta così contro il sistema, insomma. Sì, ma non contro, esattamente, l'hai detto tu, cioè non aveva un atteggiamento ostile, aveva un atteggiamento estremamente sincero. Sì. E noi abbiamo deciso di premiarlo, come negli anni abbiamo fatto con vari artisti, da Joan Baez a Angelo Branduardi a Stevie Winwood, insomma Ian Anderson, i Chieftains, o il grandissimo Luigi Lai, che è il grande maestro delle Launeddas, che abbiamo premiato 3 anni fa, abbiamo dato questo riconoscimento perché portare, come ha fatto lui, uno strumento della tradizione popolare al cospetto di Frank Zappa anche è stata una cosa incredibile, no? Mamma mia. E poi andremo in Cadore. Eccolo, questo è un momento, sì, questa è una grossa novità. Hai parlato di Slovenia, ma c'è uno sconfinamento anche nel Veneto. Sì, ma è sempre sul filo delle antiche comunità, un po' per noi, quelle che facevano parte dell'area del patriarcato di Aquileia, dove ci sono molti fili comuni che stiamo cercando di riannodare. Al Capodistria lavoriamo con la comunità nazionale autogestita italiana, col comune di Capodistria. C'è il finanziamento del Ministero della Cultura sloveno, quindi è una realtà molto sentita, molto importante. A Auronzo lavoriamo per quest'anno con il Comune di Auronzo, grazie al sindaco Tatiana Paes-Becker, che è una grandissima appassionata di musica. Meno male. Sì, lei è una che ha studiato i rapporti tra la poesia irlandese e le canzoni degli U2. Tatiana è un personaggio così, è un sindaco di grande spessore culturale, che ha un'amicizia personale con alcuni grandi musicisti d'Irlanda, quindi si sfonda una porta aperta con lei. Era da alcuni anni che volevamo fare delle cose, ci siamo riusciti adesso, e il progetto è, dopo questi 3 primi appuntamenti di quest'anno, ci sarà un gruppo irlandese, Savasandir, più un gruppo una serata dedicata ai musicisti del Cadore friulani che fanno musica tradizionale, suoneranno insieme poi anche, quindi sarà bella questa cosa. E poi proporremo la Sinfonia delle Dolomiti di Alberto Grollo, che è stato un lavoro che è stato fatto anche sponsorizzato dall'UNESCO a 10 anni, per la festa dei 10 anni della nomina delle Dolomiti a patrimonio internazionale, mondiale dell'UNESCO. E quindi sono 3 appuntamenti importanti. In futuro stiamo pensando proprio a un progetto che convogli vari comuni del Cadore insieme per un Folkest in Cadore che cresca e proponga sia cose che vengono da fuori, quindi anche in funzione turistica, perché no? Perché i concerti devono servire a questo, devono essere un bel veicolo per far scoprire posti meno conosciuti, meno battuti dal grande pubblico, perché trasportiamo un pubblico di qualità, un pubblico attento, e dall'altro lato anche dare voce alle esperienze della cultura locale, mescolandole. Andrea, è giusto il discorso che fai tu, perché è un discorso, per usare un termine un po' politichense, trasversale anagraficamente, perché insomma non parliamo solo
alle persone che hanno vissuto esperienze come gli anni 70, 60 della musica, ma anche a ragazzi che masticano adesso. Per esempio, tu hai citato Alberto Fortis, noi invitiamo i ragazzi che ci stanno seguendo, digitate in internet Alberto Fortis, vedete le meraviglie di video da YouTube, insomma, non solo da Spotify, insomma, tante cose di questo grande artista, insomma, che magari per tanti non ha neanche un significato. Chi è questo Alberto Fortis? È vero, ma è sicuramente più interessante di tanti giovani artisti di X Vabbè, Factor. insomma, aperta e chiusa parentesi, comunque hai fatto bene ad aprirla, ecco. Sicuramente. Sì, indubbiamente, Andrea. Sì, e ci piace appunto vedere questa apertura al territorio, perché anche, diciamo, da un punto di vista geografico c'è un coinvolgimento molto importante, insomma, proprio di questa realtà, chiamiamola ormai non solo triveneta, ma anche multiterritoriale. Sì, sicuramente, ma a noi piacciono queste cose perché più ti allarghi, ovviamente devi stare attento a non scoppiare di gigantismo, No, bisogna ecco, fare sì. i passi secondo la gamba e dove poi ci sono anche degli stimoli dal territorio. Tu porti degli stimoli, ma il territorio ti deve dare degli stimoli. In Friuli sono venute fuori tante iniziative nuove, Sì. grazie anche a Folchest, sono venuti fuori idee nuove, scambi nuovi, produzioni nuove anche, proprio grazie a... Siamo andati per esempio nell'area della Slavia friulana, negli anni abbiamo fatto delle produzioni con i musicisti locali mescolati a un musicista improvvisativo olandese, a un jazzista friulano, a dei musicisti istriani, e le abbiamo messe insieme per creare delle nuove produzioni. Lo stesso abbiamo fatto in Istria. E quindi questo, io credo che un festival non debba essere un mero contenitore di spettacoli che acquisti e metti lì e fai un cartellone, sì, ma deve produrre produzioni, deve proporre produzioni, scusate, no, certo, impiccio, perché le produzioni sono quelle che danno il senso del fare culturale di un festival, lasciano la traccia. Certo, senti Andrea, volevamo chiederti, adesso stanno scorrendo le immagini di questo trio, insomma, che puoi vedere anche tu, ecco, in queste immagini. È molto bello vedere questi tre ragazzi con questi strumenti, se vogliamo, diciamo primitivi, ma insomma abbastanza semplici, sì, riuscire comunque a suonare delle melodie, a coinvolgere il pubblico, insomma è bello vedere appunto questi giovani che si appropriano di tradizioni che sono state trasmesse non solo dai nonni dei loro bisnonni, insomma si risale anche a secoli fa. La cosa interessante per esempio di questi ragazzi, vengono dalla Scozia, suonano non la grande cornamusa delle Highland ma Lowland Pipe, quello delle basse, delle terre basse, che ha un soffietto, quindi è molto anomala per gli scozzesi. Il tamburo è un tamburo irlandese, Boran, e una chitarra. E il suonatore di cornamusa ogni tanto suona il low whistle, questo grande flautone che loro usano sempre su scale diatoniche. E la cosa bella è che gran parte di quello che loro suonano sono nuove composizioni, che sembrano brani tradizionali. E allora ci sono molte scuole ormai, scuole nel senso di famiglie di musicisti, sì, proprio di tracce di lavoro che si sono create, dove i ragazzi, molti giovani, prima gente della nostra età, ma adesso i ragazzi compongono nuovi brani secondo uno schema tradizionale, ma ci mettono dentro anche il loro essere contemporanei. È chiaro che questi ragazzi ascoltano i Green Day o ascoltano queste cose, quindi qualcosa arriva anche da altre musiche, sono sempre novità, come è stato sempre nel corso, certo, dei secoli, soltanto adesso è più accelerata la cosa. La cosa affascinante è che comunque continuino a suonare strumenti acustici. Andrea, non ti facciamo una domanda da sociologi, ma ti chiediamo, secondo te la rete ha cambiato qualcosa nella percezione della musica? Sì, nel bene e nel male. Ha messo a disposizione tutto. Non ha consegnato alla gente il senso critico e come diceva Umberto Eco,
sì, la rete ha dato spazio a tutti i cretini anche purtroppo. Troppo. Facebook è l'esempio di questo, con tutte le baruffe più o meno chiozzotte che magari fossero chiozzotte, magari, perché avevano un tono culturale, un altro livello culturale sicuramente, e manca un insegnamento alla gente a come usare criticamente la rete. La rete andrebbe usata in maniera molto più critica di quando non venga usata, perché fake news. Poi io mi trovo dei filmati, è successo anche a me, ho fatto fuoco e fiamma perché li togliessero, filmati registrati con un telefonino in una condizione di luce e di audio pessimi, fai un orribile servizio all'artista, senza parlare di diritti d'autore, di queste cose qua, quello è un altro problema. È proprio un problema di immagine, di qualità della proposta. Fai un pessimo servizio all'artista a mettere online, a mettere su YouTube delle cose filmate male e registrate peggio. La musica deve essere vista bene e registrata meglio. Certo. Allora facciamo un bel servizio all'artista, ma lasciamolo fare a chi lo sa fare. Allora è veramente musica, sì, indubbiamente. Andrea, informazioni a proposito del programma. C'è un sito che abbiamo anche visualizzato grazie al collega Andrea Venieri in regia, www.folcast.com. Certamente, poi siamo su YouTube, c'è anche su YouTube, sì. C'è un canale di Folcast che in questi giorni si sta riempiendo di contenuti, ma siamo su Facebook, Folcast Festival, c'è una pagina e un gruppo, quindi a scelta. Si può scegliere quello o quello, siamo su Instagram anche come Folcast, quindi c'è un'ampia scelta, tantissime immagini, moltissime informazioni e tra un po' anche molti video su YouTube come questo che abbiamo visto adesso. Certo, sì, sì, no, che sono sempre molto interessanti anche per avere proprio un'idea di quello che si va a vedere. Diciamo che avete con gli anni ottenuto non solo credibilità ma anche dei sostegni importanti, cioè ci sono delle istituzioni che vi sostengono, ovviamente non è che si possa inventare dall'oggi al domani qualcosa senza avere, vuol dire, la sostanza che ti sostiene, scusate il gioco di parole, cioè deve essere un lavoro faticoso anche da quel punto di vista, al giorno d'oggi in cui soprattutto al nord-est è un fiorire di manifestazioni incredibile. Sì, ma noi sentiamo anche il peso di questa cosa, perché se l'UNESCO ti dà il patrocinio, tu devi essere all'altezza di un patrocinio dell'UNESCO. Stiamo parlando dell'UNESCO, stiamo parlando dell'ONU, non stiamo parlando del piccolo comune di 1000 abitanti, con tutto il rispetto per il piccolo comune di 1000. Poi ci sono i ministeri, c'è il Ministero della Cultura italiano, c'è il Ministero degli Esteri, c'è la Regione Friuli Venezia Giulia, c'è la Presidenza della Giunta, c'è il Ministero della Cultura sloveno. Sono patrocini significativi che ti dicono crediamo in te. C'è l'Arlef, che è l'Istituto regionale per la lingua friulana, e c'è anche la Fondazione Friuli, che è la più importante, ex Fondazione Krupp di Udine, che è la più importante fondazione privata della nostra regione. Quindi se credono in noi dobbiamo anche consegnare dei prodotti culturali, visto che comunque al giorno d'oggi si parla purtroppo di prodotti, ma dei prodotti culturali all'altezza che abbiano un senso. Sì, giustamente Andrea, tu dici bisogna usare il termine prodotti perché è comunque sempre solo questione di marketing, ma come con la rete è sempre il modo di gestire le cose che è importante. Parliamo di mercato perché ci vogliono soldi per fare le manifestazioni, in rete ognuno può dire la propria, non posso io dare dell'imbecille a un altro gratuitamente. L'approccio critico a tutte le situazioni, come diceva Andrea, non può essere un deliberato atto, deve essere un qualcosa sempre e comunque, per carità, che può raggiungere un determinato scopo, ma che deve essere sempre gestito anche in un rispetto reciproco, perché se cominciamo a continuare a tirarci addosso fango, per non dire di peggio, insomma, non è mai più finita. Ma sì, io credo che manifestazioni come le nostre siano nel segno del rispetto, siano organizzate nel segno del rispetto e cerchino di coniugare le proposte culturali con questo forte segnale di rispetto per tutte le entità etniche della terra, per tutte le proposte
che arrivino da dove arrivino, Certo. indifferentemente. Noi non facciamo, in questo senso, noi non possiamo fare differenze. No, certo, appunto per questo è un bel messaggio a tutti, in quel senso trasversalmente anagrafico a cui si faceva riferimento prima, perché insomma tutti raccolgono questo messaggio bellissimo veramente che lancia Folkest. Guarda Andrea, sei stato bravissimo e soprattutto sintetico nell'esporre, magari avremo tante altre cose di cui parlare, ma magari lo faremo in una seconda occasione. Per il momento ti ringraziamo, Andrea Del Favero, direttore artistico di Folkest. Non si dice in bocca al lupo, ma ti auguriamo comunque buon lavoro per questa e per tutte le manifestazioni che verranno. Grazie e vi aspettiamo sulle piazze del Friuli, del Veneto e dell'Istria. Mamma mia, ci sono degli scenari, come dicevamo in apertura di puntata, veramente straordinari. Grazie ad Andrea Del Favero, a voi che ci avete seguito. Folkest, dunque avete sentito www.folkest.com per non perdervi nessun appuntamento nei territori ricordati dal nostro gentilissimo ospite. 7 in punto ci si ferma qui, vi ricordiamo le edizioni in diretta del nostro telegiornale a partire dalle 12:15. Buona giornata e arrivederci.